Non vogliono che la storia si ripeta, la base di Cona non può ospitare nuovamente gli immigrati e quindi alla notizia di un'ipotesi di trasferimento lì dei profughi residenti alla Croce Rossa di Jesolo, risultati positivi al Covid, si sono presentati davanti ai cancelli dell'area militare Estremo Lembo della provincia veneziana per un sit-in di protesta. Un centinaio di persone capeggiate dal sindaco di Cona Alessandro Aggio si sono ritrovate sotto il sole, molti politici presenti, primi cittadini dei paesi vicini e parlamentari della Lega Nord, organizzatori del presidio, con l'appoggio anche di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Aggio ha consegnato le chiavi della base alle forze dell'ordine. La preoccupazione è tanta, da quando abbiamo sentito settimana scorsa che hanno portato dei migranti positivi a Cavarzale, che è il comune che confina qui con noi a sud, la preoccupazione è alta. Poi ieri, domenica, abbiamo letto tutti l'intervista al prefetto Zappalordo, che tra le idee in prefettura c'era quella di riaprire questa base. Ci siamo subito mossi, abbiamo chiamato i nostri rappresentanti, abbiamo diffuso un po' la notizia. Anche dei comuni vicini sono venuti i sindaci a rappresentare la loro preoccupazione, quindi tutto il territorio, non solo Cona ma anche i territori contermini, sono tutti compatti nel dire no a questo ritorno di questa immigrazione non controllata, soprattutto in pandemia. Ha sentito il prefetto, perché da quello che emergeva dall'intervista poteva essere un'ipotesi più che una certezza. L'ha chiamato per chiedere contezza delle sue affermazioni oppure no? No, effettivamente nell'intervista il prefetto diceva che non voleva avvisare i comuni per non avere sollevazioni. Io ieri sono riuscito a mettermi in contatto col viceprefetto, che mi ha detto appunto che era una delle ipotesi, ma non c'era nulla di concreto. Noi, onde evitare ogni preoccupazione, siamo qua a ribadire con forza che Cona e il territorio anche vicini sono fortemente contrari all'ipotesi. È un gesto simbolico, con i nostri rappresentanti abbiamo voluto chiudere la base. Ovviamente la base non è nostra, è del demanio, quindi consegniamo le chiavi ai rappresentanti delle forze dell'ordine qui presenti. È solo un gesto simbolico per dire anche fisicamente, insomma, che vorremmo che restasse chiusa, e anzi destinata anche a ulteriori usi che potrebbero essere anche per il sociale. Insomma, il demanio è a disposizione per qualsiasi cosa, si cercano imprenditori che volevano acquisirla o farci anche un centro sportivo, qualsiasi cosa, quindi il demanio so che voleva venderla. Non è che noi non vogliamo bene, siamo razzisti o no, noi siamo persone normalissime che lottiamo per noi. Cona è l'unico comune che ha zero contagi positivi. Vogliamo rimanere così e non ci sembra il caso di fare un lazzaretto della nostra base, insomma. Basta, siamo stanchi dopo che la gente è stata chiusa 3 mesi in casa e le attività sono messe malissimo, siamo stanchi, va bene? Non si fa così. No, lazzaretto Covid è quello che temete? Sì, è quello che temiamo. Siamo stufi e non vogliamo ricominciare da capo, quindi basta. Com'è cambiata la vita da quando il centro è stato chiuso? Ci siamo ripresi pian piano, insomma la vita pian piano è tornata, non vorremmo comunque tornare indietro, abbiamo proprio questa paura. E non hanno intenzione di mollare la presa, sono pronti a bloccare la strada con i trattori. Abbiamo già dato, la frase ripetuta all'unisono.